Delta Sport, buon pomeriggio dallo stadio Renato Ratcis di Mandas per assistere allo spareggio promozione della seconda categoria girone E tra il Meana e il Seui, arrivate entrambe a 65 punti in classifica appaiate, e oggi si giocheranno l'accesso alla prima categoria in uno spareggio da dentro fuori. Chi vince va in prima, chi perde rimarrà in seconda categoria. Pubblico delle grandi occasioni qui sulla tribuna del Renato Ratcis di Mandas, caldo quello sicuramente, ma tanto vento che condizionerà comunque i giocatori in campo. Buon pomeriggio ad Alessandro Carta, buon pomeriggio a Mattia Toflon per la parte tecnica e per le immagini. Qui è quasi tutto pronto per assistere a questa gara, a questo spareggio che vale una stagione. Prima del fischio iniziale si osserverà un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Pillonca, primo storico allenatore del Seui nel 1968, ex dirigente del gruppo Vigliolino Unione Sarda, per cui un dirigente storico anche del Seui. Fanno l'ingresso in campo i giocatori del Meana che andranno in panchina, sono già entrati quelli del Seui, per raccontarvi un po', per farvi capire comunque cosa succederà oggi, cosa sarà la partita, cosa sarà il clima di questa partita. Lo potete ascoltare tranquillamente dal microfono, dall'effetto audio che prende il nostro microfono mentre entrano le formazioni in campo agli ordini del signor Mulargia Francesco della sezione di Cagliari. La terna è completamente cagliaritana, il primo assistente il signor Farris Mattia, il secondo assistente, quello più lontano dalle panchine, quindi sotto la nostra tribuna, il signor Siddi Stefano. Tutto pronto qui sul sintetico di Mandas per assistere allo spareggio promozione di seconda categoria girone tra il Meana e il Seui. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Meana che schiera in porta Schirru con la maglia numero 12, poi Garau, Marras, Matana, Casula, Perda, Mura, Demuru, Urru, Sulis e Murru. Questo l'11 iniziale del tecnico Fabrizio Miceli. Risponde il Seui che schiera tra i pali un pezzo storico del calcio isolano, vale a dire Roberto Mennella, classe 1974, l'ex portiere cresciuto nella primavera del Cagliari, che ha scritto pagine importanti del calcio dilettantistico e non solo, giocando anche in Serie D per tante stagioni tra i pali. Con la maglia numero 2 Alessandro Lobina, poi Bruno Martini, il brasiliano, poi Marci, Lobina Francesco, Capitan Porcu, Meloni, Laconi, Loi, Moi e De Si. Questo l'11 iniziale proposto dal tecnico Roberto Porru, mentre si levano anche i colori del Meana con i fumogeni accesi qui in tribuna. Lo fa anche il Seui, quindi fumogeni sia verdi che blu e gialli per le due formazioni. Ricordiamo che il Seui indossa una maglia praticamente arancio fluo con pantaloncini e calze blu. Risponde il Meana con una maglia giallo-verde, pantaloncino verde, calza verde. Adesso rispettiamo anche noi il minuto di raccoglimento. Minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Pillonca, ex storico allenatore del Seui. Nel 1968 è stato il primo allenatore del Seui. 4-4-2 per Roberto Porru con Mennella in porta, Mondo Marci a destra, Martini il centrale difensivo con la maglia numero 3 che chiama subito la difesa alta dei propri compagni di squadra. Arrivato come centrocampista centrale Bruno Martini, reinventato centrale difensivo da Roberto Porru. Qualità e quantità soprattutto nel gioco aereo per il centrale difensivo brasiliano. mentre si aspetta soltanto il fischio
dell'incontro. Primo pallone utile per il Meana, mentre c'è un problema sulla rete della porta difesa da Roberto Menella. Si controlla anche la porta del Meana. Ancora attimi d'attesa per questa sfida che vale, come detto, un'intera stagione. Sembra tutto pronto, i due assistenti danno l'ok alla direttore di gara, si arriva verso il centro del campo, arriva anche il pallone sempre nella zona centrale del campo. Primo pallone che verrà giocato dal numero 7 Mura. Arriva il fischio del direttore di gara, vi dico subito che non si è sentito in maniera pulita il fischio per ovviamente l'entusiasmo che c'è qui in tribuna, mentre riparte subito il Seui, palla giocata dentro per il numero 9 Maurizio Loi che va via, tenta di andare via alla diretta avversario, l'ultimo tocco è del giocatore con la maglia del Seui, fallo laterale per il Meana. Sono trascorsi 25 secondi di gioco in questo primo tempo. Fallo laterale già rimesso in gioco dal Meana, prolungato, controllo con il petto, poi è Capitan Porcu che gioca il pallone, lo fa in funzione e in favore di un compagno di squadra che però viene fermato. Palla giocata ancora dalla Meana, pallone all'indietro, il giro palla della formazione in maglia giallo-verde. Adesso c'è il pressing, palla recuperata dal numero 8 Laconi, palla dentro in profondità verso De Sì, fermato dalla difesa del Meana che riparte ancora, palla al piede, il colpo di tacco tentato da Marras che non ha esito, palla che termina in fallo laterale. Marci sul punto di battuta, palla lunga, troppo lunga per il numero 11 De Sì, palla che termina direttamente in fallo laterale. Laterale giocato e prolungato, palla recuperata ancora dalla Seui, pallone giocato all'indietro e il centrale difensivo Francesca Lubino che alleggerisce verso Roberto Menella con la destro di prima intenzione, pallone che arriva nella tre quarti del Meana, colpito dal numero 9 Urru che a dispetto del numero 9 sulle spalle gioca comunque in posizione arretrata, gioca lui da esterno. Ancora la volontà e il fisico di Roberto Menella per continuare questa avventura nel campionato di seconda categoria. Adesso rinvio di Schirru, palla lunghissima che però termina direttamente in fallo laterale, spinta anche dal forte vento che sta soffiando qui sul campo di Mandas. Marci sul punto di battuta, rimessa in gioco con le mani, non la controlla col petto il numero 9 Maurizio Loi, palla che però ha già superato la linea del fallo laterale. Si ripartirà con la rimessa in gioco ancora per il Meana. 0-0 il risultato sino a questo momento dell'incontro. Retropassaggio di Perda. Ancora Meana che gioca il pallone. Perda si è ripreso dopo lo scontro precedente con il numero 11 De Sì. Ancora Meana, il giro palla poi intercettata ancora da De Sì. Il tocco col petto di Marci. Urru con le mani, ancora spalle alla porta. C'è il pressing di Marci che poi scaraventa la palla in fallo laterale. Mentre arriva il pallone per riprendere il gioco, è Urru che lo rimette in gioco verso il numero 7 Mura, chiama la sfera Menella.
calcia ancora in profondità col destro dove arriva Maurizio Loi in pressing sulla numero 11 Murru, che poi allontana in profondità dove però arriva prima di tutti col destro Alessandro Lobina. Palla ancora nella zona centrale del campo, giocata dal Meana, controllata da Mattana, pallone all'indietro ancora per Perda, gioca centralmente, la sponda ancora, il controllo, tocco ancora facile nella zona centrale del campo, ancora Matana che allarga sull'Audi destra dove arriva Garau, anzi arriva il numero 11 Murru. Ancora il pallone di ritorno, c'è il contatto su Martini, calcio di punizione sul centrale difensivo brasiliano. È lo stesso estremo difensore del Seui, Roberto Menella, che va alla conclusione, che va alla battuta di questo calcio di punizione. Il destro di Menella stacca il centravanti, il numero 9 Maurizio Loi. Adesso Marci mette giù la sfera con la testa, poi gioca facile con la destro, si gira il numero 10 Moi, ancora Moi, è lui che mantiene il possesso di palla. De Sì, ancora fallo laterale per il Seui. Ancora Marci con le mani verso Moi, prova a girarsi Moi, Marci di prima intenzione, 1-2, ancora palla al limite, c'è il pallone giocato da De Sì per Capitan Porcu, palla troppo lunga, poi la tocca Francesco Lobina e la spedisce in fallo laterale. Adesso arriva il pallone per la battuta di Urru con le mani, rimessa in gioco, la effettua in questo momento, c'è la spizzata di testa ancora del numero 8 Laconi. Mura, il controllo di Mura, palla che però ha già superato la linea del fallo laterale. Ancora Marci per la rimessa in gioco, pallone lungo, non può intervenire Moi, poi c'è il recupero a centrocampo di Capitan Porcu, pallone giocato in profondità, recuperato però ancora dalla Meana, il pallone sull'Audi destra dove arriva il numero 10 Sulis, palla che gira, arriva Menella, la fa sua con le mani, rimessa già in gioco, palla che rimane nella zona centrale del campo dove c'è Mattana. C'è il fallo di Loi, calcio di punizione già battuto da Mattana, ancora lancio in profondità, Francesco Lobina allontana lo stacco di testa del numero 2 Garau, palla messa giù da Meloni che porta palla, supera il diretto avversario, ancora Meloni, salta un altro avversario, cerca il fondo, si ferma la sterzata, rientra il cross intercettato dalla difesa del Meana che poi esce palla al piede con Mattana. Ancora Mattana, poi di prima intenzione De Muru, ma capisce tutto Bruno Martini che poi allarga sull'Audi destra dove c'è Marci, il controllo dell'ex giocatore dell'Armungia. Ancora palla giocata, poi arriva Martini, palla calciata in profondità da Martini. Pallone troppo lungo che termina direttamente tra le braccia dell'estremo difensore Schirru. Ancora Schirru con la sinistro, pallone lungo, non facilissimo da controllare, infatti non riesce il controllo, palla che termina in fallo laterale. Fallo laterale battuto da Marci, ancora lungo per i propri compagni di squadra. Mattana, palla in verticale, c'è l'anticipo pulito di Francesco Lobina, 10 minuti 15 secondi sul cronometro, ancora 0-0. Adesso l'apertura sull'Audi destra, c'è il tentativo di dribbling del giocatore del Meana con la maglia numero 10, vale a dire Sulis, che poi prova la conclusione dalla distanza, pallone sul fondo.
Mennella, la rimessa in gioco col destro, pallone lungo, stacca di testa ancora Matana, palla recuperata da Meloni, le finte di Meloni, tenta il dribbling, mantiene ancora il palla, rientra ancora Meloni, poi trova Bruno Martini in posizione centrale, il destro di Bruno Martini però dove c'è il numero 6 Perda che anticipa tutti di testa, poi mantiene il possesso di palla ancora il Meano, palla che però ha superato la linea del fallo laterale. Secondo l'assistente del direttore di gara si ripartirà con la rimessa in gioco con le mani ancora affidata a Marci, già effettuata verso il numero 10 Moi, il controllo ancora di Moi, cerca di andare via a due avversari, non c'è fallo, c'è soltanto rimessa laterale per il Meana. Il colpo di tacco di Demuru, pallone che rimane là, allargato ancora da Casula sul lato di destra dove arriva Murru, cerca e trovo a Sulis, il cross di Sulis, palla prolungata da Martini, si impegna De Sì per mantenerla in campo, ma palla che arriva e supera la linea del fallo laterale. Si ripartirà con la rimessa in gioco con le mani ancora per il Meana. 12 minuti trascorsi in questa prima frazione di gioco, ancora il Meana, colpo di tacco, c'è il fuorigioco però del numero 9 Urru. Fuorigioco segnalato dall'assistente del direttore di gara. Si ripartirà col calcio di punizione affidato ancora a Mennella che mette subito in movimento Bruno Martini. Martini gioca centralmente verso Laconi, ancora Laconi che allarga per Marci, in verticale verso De Sì, porta palla De Sì, scarica e viene intercettato il pallone ancora da Matana. Adesso Demuru poi sbaglia, Lobina il tocco che però favorisce Laconi, poi Laconi va alla ricerca del pallone, l'ultimo tocco è del numero 7 Mura. Marci con le mani verso Porcu, ancora il tocco di Porcu, il fallo laterale affidato al Meana. Già rimessa in gioco l'anticipo di Lobina, poi l'entrata in scivolata dello stesso Lobina, l'ultimo tocco è del giocatore con la maglia numero 9 Urru del Meana. Ancora pallone giocato verso Laconi che poi sbaglia il tocco con la palla che termina in fallo laterale. Ancora Urru di testa, Marci in anticipo, poi c'è l'anticipo di Perda dalla parte opposta, arriva Martini, mette giù la sfera per Laconi, il tocco all'indietro ancora per Marci di prima intenzione per De Sì, il tocco morbido verso il numero 9 Loi. Palla che termina così in fallo laterale, ancora Marci, il contrasto, poi Laconi prolunga, ancora Loi, la sponda, palla che arriva nella zona di Lobina che anticipa a tutti, palla che termina in tribuna, già rientrata sul rettangolo di gioco, pronta per la rimessa in gioco, ancora con le mani il tocco verso il numero 3 Marras che cerca il compagno di squadra dei Muru, ma viene anticipato da Bruno Martini che però sbaglia il rilancio, poi il destro Menella chiama la sfera, la aspetta tra le sue mani, poi mette subito in movimento il compagno di squadra, vale a dire il numero 7 Meloni che supera in questo momento la linea mediana del campo, si ferma il Meloni, rientra verso il centro del campo, palla per Capitan Porcu di prima intenzione, pallone dentro verso Loi, ma arriva la segnalazione di fuorigioco dell'assistente del direttore di gara. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Meana quando sul nostro cronometro sono trascorsi 15 minuti e 6 secondi. Rimessa in gioco di Schirru, lancio lungo, cade Martini, c'è il fallo su Bruno Martini. Martini lascia la battuta di questo calcio, anche di questo calcio di punizione, a Roberto Mennella.
col destro, pallone lungo, viene toccato di testa, poi palla all'interno dell'area di rigore, c'è l'intervento di Loi. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Ancora Meana, pallone lungo, arriva Bruno Martini che esce, palla al piede, gioca in profondità, c'è il tocco di un giocatore del Meana, palla che termina così in fallo laterale, già rimessa in gioco. Loi di testa prolunga, palla che arriva nella zona centrale del campo dove Matana la gioca ancora per De Muro, ancora De Muro, intenzione, allarga sul lato di sinistra, anzi di destra del proprio versante offensivo, poi c'è il fuorigioco fischiato dalla parte opposta, il numero 10 Moi. Ancora calcio di punizione, Schirru sul punto di battuta, il sinistro, pallone ancora lungo, Martini stacca di testa, appoggia verso il numero 7 Meloni che calcia in profondità, palla che arriva nella zona di Laconi, ancora palla profonda, difficile per Moi controllare questi palloni. Adesso ancora Bruno Martini, tocca a lui due volte, il pallone esce dalla propria metà campo, palla al piede, ancora Martini affrontato da tre giocatori, è lui che mantiene il suo palla. Pallone ancora all'indietro, si ripassa da Mennella. Mennella cerca e trova Marci, il controllo preciso, entra dentro il campo Marci. Adesso Porcu con la sinistra, pallone lungo per De Si, si fa scavalcare Urru, De Si il controllo. Pallone all'indietro verso Loi, la conclusione dalla fondo, arriva Schirru che chiama la sfera, la fa sua in presa a terra. Ancora Schirru, calcia ancora lunghissimo, Nobina con Mennella a metà strada, pallone che rimbalza e poi viene allontanato da Marci in tribuna. Ancora Marci in contrasto, poi è Laconi in mezzo al campo, arriva l'intervento in scivolata anche di Matana. Adesso De Si di prima intenzione per Moi, il controllo del numero 10 del Seui, palla giocata in profondità, palla che termina però in fallo laterale. Continua a soffiare un vento fastidioso qui sull'impianto sportivo di Mandas. Ancora De Muro, poi c'è la sovrapposizione di Marras, cerca e trova il numero 5 Casula, prova il destro Casula, non c'è deviazione, palla che termina sul fondo. Ancora Mennella, il destro, palla nella zona centrale del campo, intercettata di testa da Mura, pallone giocato all'indietro ancora da Marci, poi il lancio lungo, Moi non riesce ad intervenire sul pallone, lo fa Loi, poi De Si, il controllo, ancora De Si, pallone dentro per Loi. Il cambio di gioco di Loi, palla allontanata dove c'è Capitan Porcu che allarga ancora verso Meloni, il controllo di Meloni, il dribbling, doppio dribbling, il destro, pallone che arriva nella zona di Schirru che blocca la sfera. Ancora Meana in posto palla, lancio lungo, Marci di testa allontana nella zona centrale del campo dove c'è il tocco di Laconi, palla allargata verso De Si, ancora De Si, il controllo, ancora Laconi, pallone di ritorno per De Si, il cross di De Si, palla deviata ancora in fallo laterale.
il cross di Laconi, ribattuto ancora in fallo laterale. Adesso il cross di Loi, pallone troppo lungo per la testa del numero 7 Meloni, poi è Laconi che recupera ancora il pallone nella zona centrale del campo, entra in scivolata, recupera la sfera, palla alleggerita all'indietro per Bruno Martini. Meloni porta palla a lui, il dribbling, ancora pallone giocato verso Laconi che entra ancora in scivolata, fischia il direttore di gara perché rimane a terra De Muru. Giusto per assicurarsi delle condizioni del numero 8 in maglia giallo-verde. Si ripartirà con la palla tra i piedi del Meana sardo. Palla restituita alla Seui dove arriva Marci. Ancora Marci con le mani, lui prolunga di testa, palla che arriva nella zona dove agisce Mattana, prestato da Capitan Porcu, ancora Porcu alla ricerca del pallone, poi arriva Urru spalla a spalla con l'avversario, anzi era Perda. Sì. No, Perda è vicino. Rimessa in gioco Urru con le mani, palla intercettata ancora da Martini che poi calcia il più lontano possibile. Laterale ancora per il Meana, rimessa in gioco verso Mura, ancora Mura in profondità, c'è il tocco col braccio di Alessandro Lobina, calcio di punizione in favore della formazione in maglia giallo-verde. Battuta subito, palla dentro per Mura, il controllo, poi arriva Marci. Ottima diagonale difensiva di Marci che allontana la minaccia. 23:50 sul cronometro, ancora 0-0 il risultato tra Seui e Meana sardo. De Muru sul punto di battuta con la destro, palla che arriva sul primo palo, c'è il tocco e l'errore dentro l'area di rigore da pochi passi del numero 5 Casula. Occasionissima da gol per il Meana. Ancora Porcu di testa, non riesce a prolungare la traiettoria del pallone, poi interviene ancora di testa Urru, palla che termina in fallo laterale. Marci verso Porcu, palla giocata da Porcu, allontanata però dalla centrocampo del Meana. Ancora Marci con le mani, c'è il tocco su Maurizio Loi, tutto regolare secondo il direttore di gara, poi allontana ancora in fallo laterale Garau. Ancora Loi, il controllo, il dribbling, pallone fuori ancora per Marci che restituisce la palla, ancora Loi, le finte di Loi, pallone all'indietro. Marci ormai è chiuso, deve indietreggiare ancora per Lobina.
c'è Bruno Martini che poi tocca ancora per Mennella di prima intenzione, palla calciata in profondità, controllata però dal Meana, ancora De Muru, palla dentro, poi arriva Mennella che chiama la sfera, la calcia in profondità dove c'è Loi, il controllo di Loi non preciso, palla che scivola via in rimessa dal fondo. Ancora Schirru, 27 minuti sul cronometro, ancora 0-0 il parziale qui alla Renato Racis di Mandas per lo spareggio promozione del campionato di seconda categoria del girone E. Le due formazioni sono arrivate appaiate in classifica con 65 punti. Da questa sfida uscirà la vincente del campionato. Chi vincerà naturalmente questo spareggio, a parte che al termine dei 90 minuti regolamentari in caso di parità si andrà ai supplementari e poi ai calci di rigore, chi vincerà lo spareggio andrà in prima categoria, chi perderà lo spareggio non avrà ulteriori appelli per centrare la promozione ma rimarrà nel campionato di seconda categoria. Calcio di punizione di Perda, lancio lungo, Marci di testa, ancora Urru con le mani, rimessa in gioco Mura, il controllo poi contatto con Marci, rimane a terra Marci. Si rialza Marci, si ripartirà col calcio di punizione, Mennella gioca verso Bruno Martini, il controllo del brasiliano che poi cerca e trova il compagno di squadra, vale a dire il numero 2 Alessandro Lobina, che però fa sfilare la palla, viene prestato, l'ultimo tocco è del giocatore del Meana, fa laterale per il Seui, ancora Lobina sul punto di battuta, con le mani cerca ancora Loi che scarica per Capitan Porcu, Moi viene anticipato, Laconi verso Lobina, adesso Bruno Martini, il dribbling di Bruno Martini, lancio lungo e preciso verso De Si, De Si sbaglia il tocco all'interno dell'area di rigore. Ancora rimessa in gioco con le mani verso Loi, pallone di ritorno, il cross sbagliato ancora da De Si, pallone all'indietro, il controllo, il giro palla effettuato da Garau, c'è il pressing di Meloni, arriva Laconi, è lui che porta palla, passa in mezzo a due avversari, si accentra ancora Laconi, palla all'indietro per Loi, il destro dalla distanza, palla che termina sul fondo. Si ripartirà con la rimessa in gioco da parte di Schirru.
il sinistro di Schirru, palla che arriva nella zona centrale dove De Si stacca più in alto di tutti, palla recuperata però ancora da Marras, sovrapposizione di De Muru, l'1-2 con Mura, va via De Muru al limite dell'area di rigore, palla centralmente allontanata, poi controllata e allontanata da Lobina, anzi era il numero 7 Meloni. Adesso Lobina di testa nella zona dove però lui non può intervenire, lo fa in un secondo momento recuperando il pallone che poi passa tra i piedi di Laconi, porta palla a Laconi, ancora Laconi, palla dentro per Moi, il controllo allarga per De Si, il controllo di De Si, il cross ribattuto ancora dalla difesa del Meana, ancora Laconi che mantiene palla invece di alleggerire all'indietro, cerca lui il dribbling, Mura, Urru porta palla centralmente e poi passa per il numero 10 Sulis, ancora Sulis, il destro dalla distanza, pallone abbondantemente sul fondo. 32 minuti 10 secondi sul cronometro in questo primo tempo, ancora 0-0 tra Meana e Seui. Manella per la rimessa in gioco, ancora il destro, stacca De Si, prolunga Loi di prima intenzione per Moi, arriva la segnalazione dell'assistente del direttore di gara, fuori gioco ancora del numero 10 del Seui. Calcio di punizione, si avvicina ancora a Perda sul punto di battuta, sistema lui il pallone, il destro di Perda, pallone lungo, stacca Martini di testa, poi è lui che va alla ricerca del pallone, adesso il controllo di Sulis che può allargare verso Casula, il controllo, il cross di Casula, Lobina con la petto mette giù la sfera, poi non riesce però ad evitare il calcio d'angolo. Calcio d'angolo ancora per il Meana, sul punto di battuta arriva De Muru, palla che arriva all'interno dell'area di rigore, si impegna Moi per tenerla in campo, palla rimessa in gioco dal giocatore con la maglia numero 3, vale a dire Marras, anzi era Urru che rimette in gioco la sfera, ma poi c'è il calcio di punizione in favore della Seui, si ripartirà con Roberto Menella sul punto di battuta. Il destro di Menella, palla lunga nella zona di Loi che viene spostato fisicamente dal diretto avversario, vale a dire Perda, adesso è Moi, il controllo, il dribbling di Moi, palla giocata per Loi, il sinistro, il gol di Loi dalla distanza, c'è il vantaggio del Seui con il numero 9 Maurizio Loi col sinistro, ci ha provato in precedenza sempre dalla distanza, palla che è uscita, palla che è uscita di non molto rispetto alla porta difesa da Schirru, questa volta palla che rimbalza proprio davanti all'estremo difensore del Meana e si insacca a fin di palo, sbloccando così il risultato.
Adesso c'è il giallo per Laconi, forse per l'esultanza. Eccesso di esultanza, il giallo per Laconi. Si riparte dal centro del campo dopo il vantaggio firmato Maurizio Loi con il sinistro dalla distanza. Seui 1, Meana 0, questo il parziale quando sul cronometro sono appena trascorsi 37 minuti. Ancora De Muru, palla che non passa, c'è la chiusura di Porcu. Ancora Porcu che allarga sull'out di sinistra dove arriva Meloni. Il pallone all'indietro, giocato per Bruno Martini, il lancio lungo in profondità. Palla non controllata dal Meana, ribattuta di testa però dal Seui. Ancora Porcu, c'è il contatto con il numero 5 Casula. Calcio di punizione ancora per il Seui, già battuto da Martini. Palla giocata ancora verso l'autore del gol, vale a dire Maurizio Loi, che tenta lo spunto, poi viene fermato in fallo laterale. Già rimesso in gioco Moi, il controllo, palla all'interno dell'area di rigore, viene poi allontanata dalla Meana. Rimessa in gioco con le mani, ma c'è il cambio fallo. Fischiato ai danni di Alessandro Lubina. Ancora rimessa in gioco con le mani, prolunga di testa il numero 7 Meloni. Fase dell'incontro adesso un po' confusa dopo il vantaggio del Seui. Ancora Mura, il controllo viene fermato, poi c'è Porcu, Mura che va ancora a contendere il pallone agli avversari, poi c'è l'entrata in scivolata del numero 7 giallo-verde. Calcio di punizione in favore del Seui. Ancora Bruno Martini sul punto di battuta, lo effettua adesso con la destro, palla dentro ancora per Loi, pallone ribattuto, c'è il controllo di Mura, si ferma De Muru, viene servito invece il compagno di squadra sulla fascia destra, vale a dire il numero 5 Casula. Riparte così il Seui ancora con Moi, la sterzata, pallone all'indietro verso Meloni, ancora di prima intenzione, riparte Moi. Le finte di Moi, il dribbling, viene fermato ancora Moi, arriva Loi, il cross, pallone verso Schirru che sbaglia però l'intervento. Adesso palla recuperata da Marci, poi c'è l'intervento in fase difensiva, viene richiamato il numero 11 Dessi. Calcio di punizione in favore del Meana Sardo. Schirru, il sinistro, il pallone lungo, Marci col petto, palla che rimane là, ancora Mura, pallone dentro per Marras, pallone di ritorno, arriva De Muru, fermata ancora da Marci. Adesso De Sì verso Loi, c'è il contatto su Loi, c'è il fallo del numero 6 Perda.
Ancora Martini, pallone all'interno dell'area di rigore, lui con l'attacco la gira. Schirru stava per essere sorpreso, soprattutto discutibile la posizione di Schirru su un pallone lungo all'interno dell'area di rigore. Adesso Laconi di testa, lui il controllo, ancora lì dietro Porcu di prima intenzione, cambia tutto, pallone però troppo lungo che termina in fallo laterale. Urru con le mani verso Mura, pallone giocato da Mura, sbagliato Porcu di prima intenzione, Loi verso il numero 10 Moi, arriva Perda, Urru, palla intercettata ancora da Laconi, dopo un avvio incerto ha trovato le misure nella zona centrale del campo. Ancora Marci, De Si sbaglia il controllo, De Muro all'indietro verso Perda, ancora Mattana, lancio lungo, Martini fa sfilare il pallone, poi lo controlla, ancora Martini, esce palla al piede, viene toccato da Mura, allontana tutti, il direttore di gara richiama soltanto Mura. Calcio di punizione sul punto di battuta, ancora Mennella, il destro di Mennella, il palleggio di De Muro, poi arriva ancora Martini, il dribbling di Martini, palla per Loi, si gira Loi con l'attacco addirittura Loi, poi c'è l'intervento di Porcu, arriva Marci, ancora Marci in profondità, De Si non riesce a controllare il pallone, pallone recuperato ancora dalla Meana, palla dentro per Sulis, si gira Sulis, adesso De Muru alza ancora il pallone ma arriva Porcu, il controllo del capitano della Seui, poi Lobina calcia in profondità, sbaglia il tocco, chiede scusa, palla che termina in fallo laterale. 44 minuti e 20 secondi sul cronometro, Seui sempre in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno al minuto numero 36 da Maurizio Loi dalla distanza col sinistro. Ancora Mura, il controllo, elude l'intervento sia di Marci che di Francesco Lobina, adesso palla dentro ma arriva ancora Bruno Martini in chiusura difensiva. Urru, rimessa in gioco, c'è il cambio fallo. Arriva anche il fischio puntuale dei primi 45 minuti. Si chiudono così con il Seui in vantaggio per 1-0 sul Meana grazie al gol messo a segno al minuto numero 36 da Maurizio Loi. Adesso linea alla regia. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto il sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti dimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2018, lo spazio per tutti. Il nostro camp estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi di Via D'Alete a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermanno Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff vi aspettano, ma affrettati, i posti sono limitati fino ad esaurimento. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Manno, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura.
Bentornati dal Renato Racis di Mandas per assistere al secondo tempo della sfida valevole per il playoff promozione della seconda categoria girone E tra il Seui e il Meana. Primi 45 minuti che si sono chiusi con il vantaggio del Seui per 1-0 grazie al gol messo a segno da Maurizio Loi al minuto numero 36. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Calcio d'inizio battuto dalla Seui, primo lancio di Bruno Martini che termina in foro laterale, Seui che schiera Mennella tra i pali, poi Alessandro Lobina, Bruno Martini, Marci, Francesco Lobina, Porcu, Meloni, Laconi, Loi, Maurizio, Moi e Dessi. Risponde il Meana con Schirru, Garau, Marras, Matana, Casula, Perda, Mura, Demuru, Urru, Sulis e Murru. Questo l'11 riproposto dai due tecnici, non ci sono stati cambi durante l'intervallo, mentre adesso c'è un problema alla scarpa del numero 2 Alessandro Lobina, mentre vi ricordiamo che la Corte del Sole e Directa Sport in collaborazione dal 18 al 24 maggio manderanno dal 18 al 24 giugno ovviamente manderanno in onda il 3 contro 3, quindi un torneo di calcio dentro la gabbia, 3 contro 3. Mentre adesso c'è un problema per il numero 11 Murru del Meana. Problema sembra al polpaccio. Alessandro Lobina con le mani, pallone che passa, il controllo di Meloni, ancora Meloni affrontato da due avversari, fallo laterale ancora per il Seui, pallone messo in mezzo, Loi, il controllo, si gira poi ancora con la sinistra, palla ancora ribattuta, poi Porcu con la destra al volo, palla che termina sul fondo. Schirru rimessa in gioco con la sinistra, palla che arriva nella zona centrale del campo dove Mura colpisce di testa, poi Laconi, il controllo, pallone allontanato però nella zona centrale dove arriva prima di tutti Matana, ancora Matana, il controllo, porta palla il numero 4 in maglia giallo-verde, poi c'è l'errore di Murru in fase di controllo del pallone, palla che poi termina in fallo laterale. Arriva ancora Alessandro Lobina, palla lunga verso Moi, il controllo, si gira Moi, viene fermato ancora dalla difesa del Meana, palla che termina così in fallo laterale. Minuti già trascorsi in questa ripresa, ancora Porcu, il controllo col petto, poi palla allontanata, ma Porcu è lo stesso Porcu che accenna il pressing, poi Bruno Martini di testa, ancora pallone giocato dalla Meana con il numero 4 Matana, la sterzata di Matana, poi il lancio con l'esterno, palla in profondità, c'è il cross, Mennella non riesce ad intervenire, palla che rimane ancora all'interno dell'area di rigore, poi c'è l'intervento di Dessi, mentre è entrato Melosu per il Meana, non abbiamo visto il cartellone della sostituzione, vi diremo a breve al posto di chi.
Ancora palla lunga, Loi De Sì di prima intenzione verso Moi che non può arrivare sul pallone. Adesso è Murru, pallone all'indietro verso Schirru. Schirru col sinistro, pallone lungo ancora allontanato dalla difesa del Seui. Poi c'è il contatto tra Murru e Moi, alla peggio Moi, laterale per il Meana. Ancora Melosu, poi arriva Bruno Martini di prima intenzione, palla allontanata ancora in fallo laterale. De Muru, il controllo allarga sul lato di sinistra dove c'è il numero 3 Marras, pallone all'indietro, perda, gioca corto per Mattana. Ancora Mattana, adesso c'è il destro di Casula dalla distanza, pallone che termina sul fondo. Rimessa di Mennella, non riesce ad intervenire Melosu. Moi, il cambio di gioco sul lato di destra dove arriva De Sì, è astuto il tocco di Loi che fa carambolare la palla sul numero 6 perda, palla che termina così in fallo laterale. Il calcio d'angolo, pallone che arriva in mezzo, Martini viene anticipato di testa, poi Laconi apre ancora sulla destra dove non rientra in tempo dalla fuorigioco il numero 9 Loi. Schirru con la sinistra, pallone che termina ancora in fallo laterale. Adesso calcio di punizione in favore del Seui. Calcio di punizione, Bruno Martini va al centro dell'area a battere la punizione, ci pensa Marci, parte Marci, pallone che arriva sul secondo palo dove Schirru in due tempi con l'aiuto del compagno di squadra Valerio Murru riesce a recuperare il pallone. Ancora Melosu che recupera il pallone, allarga per Casula. Palla che termina così in fallo laterale. Melosu che dovrebbe aver preso il posto di Urru, del numero 9 Urru. Ancora fallo laterale per il Meana sul punto di battuta, il numero 11 Murru con le mani, ma arriva Bruno Martini in anticipo. Ancora Murru, c'è il fallo di Martini sul numero 7 Mura. Già battuto a sorpresa Casula, il destro, il pareggio del Meana con Casula
il pareggio, calcio di punizione battuto a sorpresa con tutti i giocatori del Seui che stanno a guardare. Arriva il pareggio di Casula al minuto numero 9 di questa ripresa. Tutto da rifare per entrambe le squadre, si torna col risultato di parità 1-1 tra Seui e Meana, con il gol di Casula che supera Mennella sul primo palo. Ancora pallone lungo che termina in fallo laterale. Ancora lui, è lui che cerca il fondo, c'è il contatto con Matana, poi arriva il cross, pallone che gira sul secondo palo, pallone troppo lungo, palla che termina sul fondo. Ancora Schirru sul punto di battuta. Ancora col sinistro il rilancio lungo nella zona di Melosu che spizza di testa. Martini all'indietro per Mennella col sinistro di prima intenzione, Moi di testa viene anticipato da Murru, poi ancora Moi che controlla il pallone, il dribbling, arriva Meloni, ancora palla buona per Moi, l'ultimo tocco è della difesa del Meana, si ripartirà con il calcio d'angolo a favore del Seui. Ancora Moi sul punto di battuta col destro, movimento, adesso contatto tra i due numeri 6, vale a dire Congiu e Perda, richiamati dal direttore di gara. Parte adesso Moi, palla che gira di testa all'intervento del numero 4 Matana. Comunque non è uscito il numero 9 Moi, ma è uscito Marras con la maglia numero 3. Adesso ancora calcio d'angolo, ancora Moi, pallone che gira sul secondo palo, Martini di testa traversa, palla che rimane là, ancora Porcu di testa e poi Schirru la appoggia sulla traversa e termina in calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo per il Seui. Il movimento di Martini, ancora cerca il pallone, arriva Schirru in presa alta, blocca la sfera. Schirru mette giù il pallone, pronto a calciare. Esce dalla propria area di rigore il sinistro, pallone morbido nella zona dove però c'è il numero 7 Meloni che allontana. Ancora Casula, il palleggio, pallone di ritorno, c'è il contatto con Porco, arriva il fallo, calcio e punizione ancora per il Meana. Cercato ancora Casula al limite dell'area di rigore, allarga per De Muro di prima intenzione, Melosu non riesce a toccare il pallone, esce palla al piede il Seui, poi Porcu che cerca di allontanare la minaccia, palla che rimane ancora là, calciata dal numero 7 Mura.
calciata malissimo da Mura, palla recuperata ancora da Menella che calcia in profondità, non riesce Murru a mantenere il pallone in campo. Ancora rimessa in gioco verso Moi, fermata ancora da Murru. Melosu di testa, poi Porcu, ancora Meloni, si accentra Meloni, palla giocata in orizzontale, sbaglia l'intervento De Muru. Ancora Bruno Martini, lancio lungo sul lato di destra dove c'è Loi che prende le spalle al diretto avversario, anzi era Dessi, c'è il fuorigioco. Segnalato dall'assistente del direttore di gara. Ricordiamo che la terna arriva da Cagliari, arbitra il signor Mulargia Francesco, i due assistenti sono Farris Mattia e Siddi Stefano. Ancora lancio lungo, chiama la sfera Mennella, la recupera all'interno della propria area di rigore. Ancora colpo di testa di Murru, Moi va alla ricerca del pallone, palla che rimane là, ancora Casula per lo stesso Murru, c'è il recupero del pallone da parte di Moi, adesso Loi viene pressato da De Muru, spalla a spalla tra Loi e De Muru, c'è il calcio di punizione in favore del Meana, già battuto. Ancora Murru cerca e trova il capitano, vale a dire Sulis. Il cross di Murru, palla sbagliata dal numero 8 Laconi, non c'è fallo all'interno dell'area di rigore, contatto dubbio, adesso Loi va via alla diretto avversario, vale a dire Perda, ancora Loi che mantiene il posto palla, poi lo stesso Loi che porta la palla al di là della linea del fallo laterale. Laterale per il Meana. Ancora Marci controlla che la sfera termini in fallo laterale. Va a vuoto, perda il recupero di Loi, poi ancora il Meana che recupera la sfera con De Muri, palla giocata dentro verso il numero 7 Mura. C'è il contatto con Francesco Lobina, calcio di punizione in favore del Meana. Ancora fallo laterale in favore del Meana. 17 minuti 40 secondi sul cronometro, sempre 1-1 il risultato. Adesso Mura, il cross, pallone che arriva verso Melosu, la conclusione, palla che ha già superato la linea che delimita il rettangolo di gioco. Si ripartirà con la rimessa in gioco per Roberto Menella. Ancora il destro dell'estremo difensore della formazione giallo-blu. Ancora Meloni. Il dribbling, c'è il contatto con Melosi, tutto regolare invece secondo il direttore di gara. Adesso Porcu ferma Casula, ancora Porcu. C'è il fallo di Mura. Calcio di punizione, ancora Martini, il pallone lungo all'interno dell'area di rigore, c'è il tocco forse con il braccio da parte di uno, non siamo riusciti a vedere con precisione da parte di chi, uno tra Loi e Perda.
Certo che se il tocco fosse stato di Perda all'interno dell'area di rigore sarebbe stato più pericoloso. Adesso allontana il Meana nella zona dove arriva il colpo di testa di Alessandro Lobina. Ancora Mennella con la destro, fa ancora lui alla ricerca del pallone, poi là con il pallonetto di Sulis, lancio lungo, ancora Lobina, poi tenta la rovesciata, pallone che rimane là, ancora Melosu, il destro di Melosu, Mennella dice di no alla conclusione del numero 16 giallo-verde. Calcio d'angolo per il Meana, ancora De Muru sul punto di battuta, il destro, la rovesciata tentata da Perda, adesso il fallo laterale, fallo laterale in favore del Seui. Marci con le mani, rimessa lunga, prolunga ancora di testa De Si, palla recuperata ancora da Perda che trova Matana, palla centralmente per Casula, il controllo, si ferma Casula, cerca ancora De Muru, De Muru per Casula, il dribbling tentato, poi c'è il contatto con Meloni, calcio e punizione in favore del Seui, si ripartirà con il calcio piazzato che batterà Martini, ancora Bruno Martini, lancio lungo, Muru di testa, arriva Lobina con la coscia, palla lunga, calciata malissimo da Perda, palla che termina così in fallo laterale. Ancora Moi, il controllo di Moi, c'è libero Meloni, il cross di Moi, palla che arriva sul secondo palo, poi rimessa al limite dell'area dove De Muru la controlla, la mette giù e serve in profondità verso Capitan Sulis, si ferma Sulis, deve aspettare l'arrivo dei propri compagni di squadra, ancora lancio lungo per Melosu. Melosu però non riesce a mantenere il pallone in campo. Ancora palla giocata con le mani da parte di Alessandro Lobina, palla che però termina in fallo laterale, fallo laterale ancora per il Meana, già rimesso in gioco, è Mura che controlla, pressato da due avversari, e Meloni che gli ruba la palla, poi Martini, ancora Martini all'indietro per Mennella, il controllo dell'esperto portiere della Seui, poi c'è il tocco di Casula, palla che rimane ancora là, Murru col petto la mette giù, arriva lui nella zona centrale del campo, allarga per Sulis, mette giù molto bene Sulis il pallone, poi prova il destro dalla distanza, troppo facile per Roberto Mennella bloccare il pallone che poi viene rimesso subito in gioco ancora dal portiere cagliaritano cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Ancora il dribbling di Moi, adesso c'è il fallo fischiato in favore del Seui. 23 minuti 45 secondi in questa ripresa, ancora 1-1 il risultato. Ricordiamo che in caso di parità si andrà ai tempi supplementari. Adesso c'è il pallone calciato dalla numero 5 Lobina, Meloni, Moi viene anticipato da Murru, palla che termina così in fallo laterale.
fallo laterale già rimesso in gioco, lui non riesce a controllare il pallone all'indietro per Schirru con il sinistro di prima intenzione, Lobina non la mette giù ma calcia ancora in profondità, poi Mattana verso Sulis, ancora Sulis si ferma, Casula il controllo, c'è il dribbling su Meloni, ancora De Muru, allarga ancora sul lato di sinistra dove arriva Urru, Sulis spalla alla porta, poi De Muru dentro per Mura, cerca di girarsi Mura, il controllo, pallone ancora al limite, il destro di Sulis, chiede una deviazione Sulis, palla che termina sul fondo. Ancora Mennella, il destro, pallone che arriva nella zona di Moia, anticipato da Murru, pallone toccato di testa ancora da Alessandro Lobina, Mennella, il destro, pallone lungo, non lo fa rimbalzare il centrocampo del Meana, poi Meloni che sbaglia il controllo, viene aiutato poi dall'intervento del diretto avversario, poi Meloni calcia ancora in profondità, adesso Schirru, Mura cerca di prolungare, poi Lobina, c'è il contatto con l'avversario, poi Meloni cerca di andare via, palla al piede, Muru con le mani, ma ancora Meloni, Mattana, palla dentro sporcata da Martini, poi è Mura che non riesce a mantenere la palla in campo. Ancora palla giocata dal Seui, Porcu, ancora Porcu in mezzo a due avversari, poi perde all'ultimo tocco il suo, ancora Mattana, palla dentro per Casula di prima intenzione che gira verso Murru, il controllo di Murru, pallone giocato in profondità dove però c'è ben appostato Bruno Martini, lancio lungo verso Loi che va in pressing su Perda, arriva Schirru al limite della propria area di rigore, recupera il pallone, palla ancora dentro, c'è il fallo di Bruno Martini, adesso De Muru, pallone dentro per Melosu, il controllo, poi il colpo di tacco per Sulis ma sbaglia tutto Meloni, il controllo del pallone, poi il dribbling viene fermato ancora da Casula, Mura 1-2 con Casula che sbaglia il tocco, ancora ben appostato Martini, il lancio di Porcu ben controllato dal Carau, chiede palla ancora Sulis 1 contro 1 con Martini, c'è il contatto regolare secondo il direttore di gara. Mura allontana ancora il Seui, palla messa giù da De Muru, c'è il fallo di Porcu, calcio di punizione in favore del Meana, ci sono anche i crampi per il numero 8 De Muru.
terra De Muru, problemi al polpaccio per il numero 8 giallo-verde. Calcio di punizione già battuto, pallone all'interno dell'area di rigore, Mennella. Adesso ancora la conclusione dalla distanza, pallone all'interno dell'area di rigore, c'è il gol del Seui, ancora con Maurizio Loi. Il gol, il destro questa volta di Loi all'interno dell'area di rigore, il controllo col petto, poi il destro, pallone che termina in porta per il vantaggio ancora del Seui, grazie al suo numero 9, autore di una doppietta sino a questo momento dell'incontro. Minuto numero 30 e 48 secondi sul cronometro, la sblocca ancora lui. Si riparte. Ancora gioco fermo, è ancora a terra il numero 9 del Seui, Maurizio Loi.
Porcu, colpito da crampi, ferma tutto il direttore di gara. Le proteste dei tifosi del Meana perché Porcu è rimasto a terra colpito da crampi e il direttore di gara ha fermato il gioco.
anche là con il pallone lungo. Si aspetta il fischio del direttore di gara. Ancora Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport